Cari genitori musulmani, se voi volete mangiare la carne halal, ve la andate a mangiare nei vostri paesi, dove è il Corano che determina la legge, la norma. Nel paese in cui vivete oggi, cioè l'Italia, e nella regione in cui vivete oggi, cioè il Veneto, le leggi le fa la regione, le fa il Parlamento, non le fa il Corano, per cui noi dobbiamo rispettare le leggi, le norme delle istituzioni, non di un libro religioso. L'assessore leghista Marcato risponde così alla richiesta di un gruppo di genitori bengalesi con i figli frequentanti la scuola Giulio Cesare di Mestre di poter inserire nel menù della mensa la carne halal, una vicenda che sta scatenando non poche polemiche, soprattutto per le modalità di preparazione di questa carne. Questa carne halal è una carne che per essere tale la bestia deve essere macellata secondo un rituale, vado a leggere, ovvero seguire le linee guida tradizionali indicate dalla Sunna, quindi Corano. Gli animali devono essere coscienti al momento dell'uccisione, bellezza, che deve essere procurata l'uccisione recidendo la trachea e l'esofago e sopravvivere per il dissanguamento completo dell'animale, cioè l'animale è vivo finché completamente non viene dissanguato. Io la trovo una atrocità assoluta questa. Se l'agnello viene ucciso da un macellaio italiano, apriti cielo. Se gli animali vengono trucidati con enormi sofferenze senza rispettare, questo non è un problema, ma fatemelo capire. In ogni caso, un messaggio lo voglio dare chiaro anche ai dirigenti scolastici e a chi adesso sta cercando soluzioni. Non c'è nessuna soluzione. La carne halal te la vai a mangiare nel tuo paese? Sulla questione è intervenuto anche il console onorario veneto del Bangladesh. Tale richiesta non può essere accolta perché non fa parte, non rientra nella normativa vigente e la sentenza 20.504 del 2019 delle sezioni unite ha perfettamente chiarito che il progetto formativo scolastico, che comprende anche la fruizione del servizio mensa, è un progetto che deve rispettare il principio di uguaglianza, che non deve creare discriminazioni.